Abbiamo appena finito di parlare con una delle allieve probabilmente più promettenti del panorama arcieristico nazionale. L'allieva è di questo coach che conosciamo tutti, Paolo Poddi, che certo che poc'anzi ti chiamavo coach e non ti giravi, proprio ormai per te è routine, è normale. Ma quanta soddisfazione questa ragazza che ritorna dalla doppia trasferta con due medaglie, un argento e un bronzo, e soprattutto nell'ottica futura rappresenta realmente una certezza. Grande soddisfazione perché quando tu comunque prendi in mano e collabori con un atleta e comunque lei ha la volontà di raggiungere certi obiettivi e dunque si applica, ti segue fedelmente, perché nel tiro con l'arco comunque hai necessità di fidarti di chi ti segue, di chi ti dà le indicazioni. Martina da questo punto di vista è una persona eccezionale e devo dire una grande soddisfazione per la società, per me e per tutto il movimento, perché comunque è una ragazza che 7 mesi fa stava per smettere di tirare. Mi chiese di fare questo percorso, di prenderla per mano e darle una mano per crescere, perché voleva arrivare. È stata bravissima perché ha fatto tesoro di tutti i suggerimenti ed è riuscita ad arrivare dove è arrivata. Fare la prima trasferta internazionale e conquistare nella Youth Cup un bronzo a squadre, un argento come nazionale e dopodiché andare ai mondiali e vincere un bronzo, credo che sia il massimo della soddisfazione per lei ma anche per chi la segue. Abbiamo parlato di ambizione, abbiamo parlato però di grande applicazione, abbiamo parlato di giovani, cioè si parla di futuro, si parla di uno sport dove l'individualità, lo sappiamo benissimo, è importantissima, però questa individualità aiutata chiaramente dai consigli tecnico-tattici dei coach e tutto quello che l'atleta di per sé deve trovare nel suo bagaglio, credo che sia la cosa migliore. Soddisfazione doppia in riferimento al fatto che la ragazza, la giovane arciera, sia in terra sarda e che continui, nonostante il successo appena conseguito, a perseverare negli allenamenti e in tutto quello che poi lo porterà e dovrà portarla lontano. Ma io hai ragione, credo che sia la strada da seguire, quella che io ho programmato con Martina, è il futuro fatto di una programmazione stabile, di obiettivi da raggiungere, prefissati e su questo lavorare quotidianamente. Lei, devo dire, da questo punto di vista non ha paura di mettersi in gioco, perché è rientrata lunedì, oggi è mercoledì e siamo già qua sul campo per i prossimi, diciamo, appuntamenti, tra cui il campionato italiano outdoor a Bergamo. Credo che lei abbia tutte le caratteristiche per fare bene, diventare un punto di riferimento stabile per la nazionale junior, visto che il prossimo anno passerà di categoria e avrà 3 anni da poter dedicare al mondo dell'arceria nella categoria junior, ma il suo futuro credo che sia molto ma molto positivo se effettivamente continua con l'energia, con la voglia di arrivare, di mettersi in gioco, ed è quello che effettivamente fa poi il valore aggiunto in un atleta che pensa in grande. Credo che Martina ci darà grande soddisfazione. Ultimissima cosa, ci aggiungerei a margine, può diventare realmente la testimonial per quanto riguarda le giovani leve dell'arceria. In Sardegna ne abbiamo davvero tanti di giovani che tirano con l'arco e che forse hanno necessità solo ed esclusivamente di avere un punto di riferimento, come dicevi tu. Ma penso di sì, perché comunque noi abbiamo tanti giovani ci sono in Sardegna e devo dire che oramai anche per i messaggi che abbiamo avuto Martina è un riferimento, e il riferimento è importante per i giovani, così come le 2 medaglie olimpiche che sono state raggiunte adesso, conquistate a Tokyo, di Lucilla Boari e di Mauro Nespoli. 2 persone che sono nate nel vivaio,
io li ho conosciuti bambini, li portavo in giro per l'Europa e per il mondo e questa è la dimostrazione che la loro mettersi in gioco ha dato un'immagine positiva del tiro con l'arco e raggiungere certi obiettivi. La stessa cosa può succedere a Martina. Martina non tira con un arco che va alle Olimpiadi per adesso, ma è comunque un riferimento perché è nata nel vivaio regionale. E in questo momento noi in gioco abbiamo anche altre 2 persone, anzi anche altre 3 persone nel Giro della Nazionale che sono state convocate ai prossimi appuntamenti a settembre nel tiro da campagna, che sono Eleonora Meloni nell'arco nudo, che aveva vinto anche lei a livello internazionale un mondiale, e Deborah Pinna, che è stata convocata quest'anno, e non dimentichiamoci, anche se non tira più per la Sardegna, Fabio Ibba, che è sempre un grande campione, che ha vinto i campionati italiani campagna quest'anno e che sono convinto che saprà dare il suo contributo alla nazionale del tiro di campagna ai prossimi Europei in Slovenia.